Tragedia a Castelcucco, un 55enne di Resana, Alfredo Ceccone, è morto in bici travolto dall'auto guidata da un 90enne. Il dramma davanti ai compagni di squadra, giornata difficile sulle strade della Marche, incidente grave anche a Vittorio Veneto. Intervento nella notte a Casier per un'auto distrutta e capovolta a bordo strada, ma i soccorsi non trovano gli occupanti, forse scappati perché ubriachi. Tragedia sfiorata questa mattina a Saletto di Breda, dove una 50enne bellunese ha tentato di togliersi la vita immergendosi nel Piave, è stata salvata dai carabinieri. Furti, piccole rapine, aggressioni, picco di denuncia a carico di minori tra i 13 e i 17 anni, un fenomeno che viene monitorato dai carabinieri. Donne aggredite in strade fra le mura domestiche, ma anche ragazzini picchiati da bulli. A Zero Branco, nel parco storico di Villa Guidini, partite le lezioni di autodifesa. Le commemorazioni per gli 80 anni dalle bombe sui civili. A Treviso, il giorno del ricordo e della commozione, piazza dei Signori Gremita, il sindaco Conte: no alla violenza e alle armi. La pace si mantiene rispettando l'equilibrio fra i popoli, ha detto il ministro Nordio. Il vescovo Tomasi: ricordando i nostri morti non dimentichiamo le vittime di oggi. Migliaia di trevigiani con gli occhi al cielo per il passaggio delle frecce tricolori in questa straordinaria giornata che hanno colorato il cielo della città. Il momento più atteso di una giornata eccezionale che Antenna 3 vi ha mostrato come sempre rigorosamente in diretta. Non potevamo non partire da qui. Buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Una giornata davvero straordinaria per Treviso e dintorni. Migliaia i trevigiani con gli occhi all'insù per ammirare le frecce tricolori in una giornata però dedicata al ricordo, di cui ci occuperemo a lungo in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Però prima, come sempre, la cronaca, perché è stata una giornata difficile sulle strade della Marca trevigiana. Partiamo da Castelcucco, dove un ciclista 55enne di Resana è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un 90enne del posto. Un grande botto. Pensavo fosse scoppiata una gomma dal fragore che c'era, però dopo non abbiamo sentito niente, nessun urlo, niente. Poi quando mio figlio è uscito, che ha visto che era in mezzo alla strada, ha detto: non uscire perché c'è un morto. Non sono nemmeno le 10 di mattina in via Santa Lucia a Castelcucco, sulla strada che porta a Paderno, quando l'auto condotta da un 90enne del posto, svoltando a sinistra per andare in cimitero, travolge una bicicletta che procede in direzione opposta. Il ciclista, un 55enne di Resana, Alfredo Ceccone, finisce rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è micidiale, i segni evidenti. L'uomo era partito poco prima proprio da Resana insieme al gruppo della R2 Team, squadra sportiva dilettantistica di cui faceva parte. Una domenica di svago, la prima della stagione, si trasforma in dramma. I ciclisti, gli amici di quello che è morto, mi hanno chiesto un lenzuolo per coprire. Mi hanno detto: ma è morto? E purtroppo sì. E è arrivata l'ambulanza, ha fatto la respirazione con i macchinari, con tutto, però non c'era niente da fare. Piangevano disperati perché dicevano: non è possibile, però. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia locale dell'Unione Montana del Grappa, che si occupa dei rilievi. La dinamica sembra abbastanza chiara. Probabilmente il 90enne alla guida, un uomo del posto, non si è accorto del gruppo prima di svoltare. Il primo cittadino è cauto, le indagini sono in corso, ma si pone degli interrogativi. Effettivamente rimaniamo un po' sgomenti rispetto a quello che è accaduto. La nostra comunità effettivamente si stringe attorno alla famiglia
che ha subito il lutto e francamente non me la sento di poter, diciamo, spezzare una lancia a favore piuttosto che contro rispetto alla situazione. Certo è che è un problema che va affrontato. Quello dell'età, diciamo. Sì, evidentemente di questo sto parlando. Ceccon, operaio in un'azienda di Altivole, viveva a Resana con la madre ed era un campione di solidarietà, medaglia d'oro con diamante dell'Avis. La pagina social di R2 Team è listata a lutto, ma è l'intera comunità a essere sconvolta. Appassionato di calcio e poi motociclista, aveva lasciato la moto proprio per un grave incidente. È una giornata triste, molto triste, anche perché questa mattina abbiamo fatto una marcia podistica in paese e c'era tantissima gente, tanta fisicità, una bella giornata di sole e poi la mazzata. Lui aveva questa gran passione per la bici, come un bel gruppetto che c'è qua a Resana di cicloamatori, cicloturisti che ogni domenica si ritrovano a fare il giro e purtroppo stavolta il destino è stato tragico. E un'altra tragedia tutta ancora da chiarire è avvenuta a Cona, siamo in provincia di Venezia. Questa mattina in un fossato lungo la strada provinciale 7 è stato trovato il corpo di un uomo rimasto per tutto il giorno senza identità, con sé non aveva documenti. Poco distante è stata poi trovata la sua bicicletta con evidenti danni, pare provocati dall'impatto con un'auto o comunque un mezzo. L'incidente si è verificato tra le frazioni di Cantarana e Pegolotte. Per ricostruire la dinamica sul posto sono arrivati i carabinieri. Della vicenda è stato informato il magistrato che aprirà un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Intanto è caccia al pirata. Vi dicevo, una giornata difficile sulle strade del Veneto e della Marca in particolare. Scontro frontale nel pomeriggio di oggi tra due auto in via Coll di Lana, siamo a Vittorio Veneto. L'incidente ha coinvolto quindi questi mezzi, sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del soccorso, il SUEM. I feriti sono stati portati all'ospedale di Conegliano dopo essere stati estratti dagli abitacoli. Non sarebbero in pericolo di vita. E un altro incidente aveva interessato sempre la zona del Vittoriese nel primo pomeriggio lungo la strada statale Alemagna in località San Floriano. Le immagini invece che vedete sono relative a un incidente che si è registrato la notte scorsa a Casieri in via Santi, un impatto violentissimo con l'auto che abbatte un palo e poi si capovolge, ma all'arrivo dei vigili del fuoco del guidatore, degli occupanti non c'era alcuna traccia, un vero e proprio mistero. All'interno dell'abitacolo non c'era nessuno, così come nelle vicinanze del veicolo. Il conducente si è allontanato per motivi ancora da accertare, forse era ubriaco e temeva di doversi sottoporre all'alcol test. Anche qui le indagini sono in corso, ma ci sono buoni elementi per risalire a questo conducente. E guardiamo sempre a quello che accade nella regione, una tragedia a Taglio di Po. È stato infatti recuperato il corpo del 51enne finito con la sua auto nel fiume Po venerdì scorso. Da una ricostruzione quello che sembrava un incidente stradale potrebbe invece essere stato un gesto volontario. Secondo i primi accertamenti l'uomo non avrebbe retto la perdita della moglie morta a causa di una malattia. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia lo hanno raggiunto nella notte. La svolta nel pomeriggio di ieri dopo l'individuazione dell'auto con un ecoscandaglio da un'imbarcazione dei vigili del fuoco. La vedete, sono state predisposte una serie di immersioni fino appunto al rinvenimento del corpo questa mattina, con una dinamica, lo avete capito, davvero tragica. E possiamo parlare invece di una tragedia sfiorata questa mattina a Saletto di Breda, dove una donna ha tentato di immergersi nel Piave per togliersi la vita, ma è stato provvidenziale l'intervento dei carabinieri. Il corpo a circa 6-7 metri dalla riva, il volto che pericolosamente affiorava e poi veniva sommerso dall'acqua. Una donna di circa 50 anni del Bellunese aveva deciso di porre fine alla sua vita. Ad allertare i carabinieri e alcuni familiari. La segnalazione al 112 ha fatto scattare le ricerche immediate. La zona dove si sono concentrate era Breda di Piave. L'auto della donna è stata subito localizzata a Saletto. La pattuglia dell'Arma, composta da un brigadiere e da un appuntato della stazione dei carabinieri di Villorba, è subito accorsa
sulle rive del Piave, ad un centinaio di metri dalla vettura. Hanno visto la donna priva di sensi e non ci hanno pensato un attimo. Si sono gettati in acqua in un tratto non profondissimo, ma dove la corrente era piuttosto forte e le pietre scivolose non consentivano di restare agevolmente in equilibrio. L'hanno raggiunta e portata a riva, poi si sono sfilati la giacca a vento e l'hanno coperta, un gesto che ha salvato la donna. Sul posto anche i sanitari del SUME 118 che dopo aver constatato l'ipotermia della donna l'hanno subito trasportata in ospedale per le cure del caso. Ieri sera avevamo aperto la nostra edizione con la rapina di Castelfranco, la rapina ai danni di una farmacia. Continuano a tappeto le ricerche da parte dei carabinieri del malvivente che ha messo a segno questo colpo. Parliamo della farmacia che vedete a Borgo Treviso, quindi a Castelfranco. L'uomo con il volto travisato da una mascherina è entrato nel locale tenendo in mano dentro la giacca, facendo pensare di avere un'arma. Poi è fuggito con un bottino di circa 1.000 euro. Immediate le ricerche da parte dei militari dell'Arma che stanno battendo tutta la zona, quindi le ricerche sono in corso. In queste ore sono state visionate diverse telecamere. E a proposito di furti, piccole rapine e aggressioni, c'è un picco di denunce a carico di minorenni. A certificarlo sono gli stessi carabinieri. Risse tra ragazzini, violenze inaudite, calci e pugni ma anche bulletti che si sentono forti spalleggiati da coetanei e sfogano la loro rabbia contro i più deboli. Rispetto all'anno scorso i minori denunciati sono aumentati del 20%, un picco che preoccupa non poco. Parliamo di ragazzini dai 13 ai 17 anni che si rendono responsabili di reati penali anche gravi. Soprattutto si tratta di reati contro il patrimonio, quindi furti, piccole rapine, oppure anche reati contro la persona, reati che in prevalenza avvengono in strada e che quindi insomma destano ovviamente anche un certo allarme sociale. Secondo i dati a disposizione dei carabinieri il 40% riguardano reati relativi a piccole rapine. C'è una prevalenza di questi reati contro il patrimonio che rappresentano quasi la metà dei reati complessivi, seguiti appunto da reati contro la persona che possono essere le lesioni, le percosse. Molto spesso si tratta di appunto atti di bullismo che vengono compiuti e non c'è spesso la consapevolezza nei ragazzi che queste condotte appunto che possono essere di appunto prevaricazione possono poi sfociare in reati con conseguenze davvero gravi. Ad aggravare la situazione non è solo la mancanza di rispetto da parte di questi giovanissimi per le comuni regole, ma anche e soprattutto l'indifferenza verso le divise, un fenomeno questo che le forze dell'ordine stanno contrastando. La nostra attività si è concentrata proprio nel tentativo di contrastare il disagio giovanile, queste forme di queste condotte illecite, attraverso un'attività sul classico doppio binario, quindi da un lato con un'attività sicuramente di contrasto a questi reati, d'intesa con l'autorità giudiziaria per i minorenni, dall'altro in un'attività di prevenzione. Bulli violenti che non hanno un'estrazione sociale, non sono solo stranieri, ma hanno in comune solo la violenza e la maleducazione. Sovente si tratta di giovani che hanno queste condotte in maniera seriale, quindi così come pongono in essere il danneggiamento, così il piccolo furto, la piccola estorsione. Per quanto riguarda la provenienza è abbastanza trasversale. Certo, notiamo in molti casi che c'è magari una forma anche di difficoltà, ecco, in seno alle famiglie, piuttosto che di mancata frequentazione così della scuola in maniera continuativa. Tante le iniziative da parte dei militari dell'Arma per prevenire tutto questo a partire dal prossimo anno con incontri nelle scuole. Ma a correre ai ripari contro questo fenomeno ci sono anche i comuni, tanti comuni della Marca che stanno intraprendendo varie iniziative, con l'esperto Mirko Casteller che parla di una violenza che nasce in famiglia. Sentite.
Un giovane che alza le mani non alza mai le mani se non lo ha visto fare nella propria famiglia di origine. L'aggressione si apprende con un processo imitativo alle origini, non si apprende a 18 a 19 anni. Se hanno aggredito questa persona significa che avevano già visto questi modelli di aggressione all'interno delle proprie famiglie. La colpa è trasversale, non è solo di questi giovani, ma è di un modello sociale che ha dato più importanza all'apparire al proprio protagonismo che non all'educazione dei figli. È un'analisi senza sconti quella dello psicologo Mirko Casteller, che da qui alle prossime settimane sarà relatore di numerosi eventi promossi dai comuni della Marca. Il 10 aprile a Ponte di Piave il focus sarà su baby gang, fragilità e bullismo. L'ultimo caso in ordine di tempo, quello di Via Rialto a Treviso, con un cinquantenne aggredito da 2 minori, inquieta e interroga. La vittima è stata invitata a casa dal padre di uno dei 2 aggressori per una cena, un modo per scusarsi e mettere il figlio di fronte alle proprie azioni, ma per Casteller il tema è anche un altro. I social rispetto all'alcol e alla tossicodipendenza hanno una forma di dipendenza completamente diversa. La tossicodipendenza, come l'alcol, tende a coprire i demoni interni dell'essere umano, mentre i social tendono a accentuarli. La libertà avviene attraverso lo sviluppo delle devianze nei social. Noi abbiamo la convinzione che perché i nostri ragazzi sono nelle loro stanze sono totalmente autonomi da qualsiasi forma aggressiva esterna. Non succede questo, succede quello che noi vediamo nella realtà. Io prevedo saranno in crescita le forme aggressive. E proprio alle vecchie e nuove dipendenze sarà dedicata un'altra serata a San Polo di Piave il 18 aprile, particolare attenzione alle cosiddette dipendenze affettive. La dipendenza tra persone e quindi tutto quello che può generare poi potenzialmente un rapporto degradato che può portare anche ad eventi come i femminicidi. Non solo giovani, un altro incontro sarà rivolto agli anziani. La fragilità sociale è un elemento importante, sempre di più nelle nostre comunità, anche piccole ne abbiamo a che fare, e noi amministratori dobbiamo saper gestire, cogliere questi segnali e cercare di attivarci nelle maniere migliori possibili per fare una giusta prevenzione. E Zero Branco corre ai ripari organizzando dei corsi di autodifesa. Sono partiti nelle scorse ore come location il parco della Villa Storica cittadina. Come difendersi in caso di un'aggressione da parte di un malvivente, ma anche come tentare di salvarsi quando ci si trova in pericolo all'interno delle mura domestiche. In aumento i casi di bullismo fra giovanissimi, ma anche di maltrattamenti in famiglia. Nonostante il grandissimo lavoro che le forze dell'ordine, nel mio caso la polizia locale e la stazione carabinieri di Zero Branco, svolge pattugliando ogni giorno, in ogni momento la nostra zona, ma in alcune situazioni purtroppo si arriva sempre tardi perché a volte questo succede all'interno delle mura domestiche e lì effettivamente è molto difficile che l'autorità pubblica riesca a intervenire in tempo. Nell'ultimo periodo si è registrato un'impennata di richieste alle amministrazioni comunali di corsi di autodifesa proprio da parte dei cittadini. Per dare nuova consapevolezza e anche un po' di tranquillità in più alle signore, alle donne del nostro comune, ma direi anche proprio alle persone del nostro territorio che vogliono provare a trovare in qualche modo una forma di autodifesa che possa almeno nelle prime fasi, nei primi momenti dar loro la lucidità per capire come agire. Nel parco di Villa Guidini a Zero Branco il maestro insegna alcune tecniche difensive. Perfetto, ottimo. Creare sempre dei disturbi, non pensare come l'aggredito vorrebbe che noi pensassimo, e quindi spiazzarlo, trasmettere questa insicurezza velata da delle tecniche che si riescono ad applicare in modo semplice senza utilizzare forza fisica. Questa ragazza ha partecipato al corso e ci dice: in quel momento ci sono tante variabili, però sono degli strumenti in più, per cui per me questa è stata un'opportunità importante, insomma, quindi invito tutti a coglierle, ecco. Ti senti un po' più sicura sapendo un po' come muoverti? Beh, più che più sicura penso di avere più strumenti e quindi spero che innanzitutto non dovesse mai accadere, ma se dovesse accadere di essere in grado di recuperarli, ecco, che la memoria del corpo faccia quello che deve fare in quel momento.
Sempre per la cronaca ritorniamo a Castelfranco Veneto, dove un pezzo di cornicione di marmo si è staccato dal balcone di un'abitazione. È accaduto ieri sera verso le 19 in via Giacomo Matteotti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso le altre parti pericolanti dal bordo del poggiolo, probabilmente distaccatosi per infiltrazioni d'acqua. Le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo un'ora circa. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. E ora veniamo alla giornata particolare vissuta da Treviso, giornata particolare, giornata straordinaria tra commozione, storia e ricordi. Una giornata che vi abbiamo trasmesso rigorosamente in diretta e che adesso ripercorriamo grazie a Lucio Zanato. Cittadini della Repubblica che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ha citato l'articolo 11 della Costituzione italiana, il Vescovo di Treviso, per richiamare tutti alla responsabilità di guerre passate e soprattutto presenti. L'omelia in una chiesa votiva gremita in ogni spazio per omaggiare i 1600 nomi che nella vicina cripta sono muti testimoni di quel venerdì di passione per la città. E il Vescovo Michele si è soffermato sul ricordo di quei volti sfigurati dalle bombe. E continuiamo a ricordare che la prossima vittima del conflitto, anche il più lontano e dimenticato, è fratello e sorella. E per lui o per lei sia il pianto inconsolabile di chi ha perso quanto vi è di più caro. Un messaggio che si è ripetuto anche davanti alla stele in ricordo delle vittime poste 10 anni fa ai piedi dello scalone dei 300. Purtroppo, come ci dimostrano i fatti degli ultimi mesi, guerre, conflitti e scontri armati continuano a provocare morte e sofferenze tra le popolazioni civili e per questo motivo noi continueremo a dare il nostro piccolo grande contributo per costruire un mondo basato sul dialogo e sulla pace. Un termine che contraddistingue il popolo veneto, ha sottolineato nel suo intervento in Piazza dei Signori l'assessore regionale Federico Caner. Il leone di San Marco, sotto la zampa del leone di San Marco c'è un libro aperto con scritto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, l'unica bandiera al mondo che ha la scritta pace. Pace che, ha sottolineato il ministro Carlo Nordio, si mantiene in un continuo equilibrio tra i popoli. E che la pace non si difende con un vuoto e sterile pacifismo, con una neutralità disarmata. La pace si difende con un'adeguata preparazione per la nostra difesa. Ed in questo senso io ringrazio dal profondo del cuore le nostre forze armate che oggi sono qui rappresentate in modo così autorevole. Infine il messaggio del sindaco Mario Conte, perché il ricordo si trasformi sempre in azioni concrete. Io mi sento orgoglioso oggi di rappresentare questa straordinaria comunità che dimostra al mondo di sapersi rialzare senza dimenticare e portando con sé per sempre una ferita indelebile del cuore che si chiama 7 aprile del 1944. Questa la cronaca istituzionale di una giornata fatta però soprattutto di ricordi, di emozioni, a partire dalla presenza di uno degli ordini inesplosi tornato per l'occasione nel luogo dove era caduto. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. 500 libbre, oltre 2 quintali di distruzione. Di queste ne caddero oltre 2600 su Treviso quel 7 aprile del 44. A ricordarlo questo calendario portato in piazza da un emozionato Flavio Moretto. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Mentre il tempo si sta portando via i testimoni diretti, erano ancora in tanti che, nonostante l'età avanzata, non sono voluti mancare alla cerimonia. Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente,
e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. Ha paura se sta quando che all'inizio era convinto di stare a sicuro, invece dopo ho detto guarda che è pericoloso perché il soffocamento di fatti che ne hai estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. A raccontare altre testimonianze i ragazzi delle scuole medie trevigiane alternati a brani musicali dell'orchestra dei giovani della scuola Coletti fino alle 13:05, quando allo scandire della campana della torre per 7 lunghissimi minuti ognuno delle oltre 1000 persone presenti in piazza ha ricordato un nonno, una zia, i genitori che hanno vissuto quella tragedia. Poi l'omaggio delle frecce tricolori, l'applauso dei cittadini ed infine l'inno nazionale cantato tutti assieme. Questa quindi la giornata vissuta da Treviso e dai trevigiani nel racconto di Lucio Zanato. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Visnadello di Spresiano, dove abbiamo raccolto la denuncia pubblica di una residente. Il problema è il parcheggio dei disabili che viene occupato sempre dai bidoni della spazzatura, che non trovo corretto, perché quando io devo parcheggiare devo scendere e spostarmi tutti i bidoni. Via San Francesco, Visnadello di Spresiano, un parcheggio disabili sempre occupato da bidoni della spazzatura e la difficoltà di parcheggiare data anche dalle sue dimensioni ridotte rispetto a quelle consuete. La battaglia che sta portando avanti la signora Marta per riuscire a far salire e scendere il fratello 74enne paralizzato in sicurezza. Io lo devo fare scendere in strada? Per farlo scendere dalla macchina, non ci sono altre soluzioni. Ho già mandato una lettera al comune, ho telefonato alla contarina, ho chiesto all'amministratore, non so niente, non mi hanno mai risposto. Un parcheggio lontano dall'entrata del condominio e un marciapiede sprovvisto di rampe, accesso reso difficile anche dai tanti furgoni che spesso parcheggiano accanto alla sosta riservata ai disabili e che per le loro dimensioni limitano la possibilità di mobilità. Per me andrebbe bene toglierlo da qua e metterlo davanti al cancelletto per un disabile, perché qua con le buche che ha visto che ci sono, come fa un disabile a camminare con queste buche? Se mi cade, io faccio un appello al comune, per piacere venite fuori a controllare questo parcheggio di disabili e metterlo in regola, che si possa parcheggiare. Questa mattina si è svolta la quarta edizione dell'iniziativa Piave Net, chiaro il gioco di parole, nato dalla sinergia di Consiglio di Bacino Sinistra Piave e Savno, un'attività intercomunale per la pulizia generale del fiume. Queste immagini riguardano Ponte di Piave. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare tutti sul tema dell'ambiente, del territorio e della sua cura. Invitati a questa giornata i cittadini, le scuole e le associazioni del territorio, e in tanti hanno risposto. Qui siamo appunto a Ponte di Piave. Armati di sacchi bianchi e guanti hanno battuto a tappeto varie zone raccogliendo di tutto, rifiuti di ogni tipo. Al termine i volontari si sono ritrovati al punto di partenza per le foto di rito, e ad accoglierli anche la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Lo sport, ancora tutto esaurito al Monigo, il Benetton ha battuto i Lions sudafricani 27-17 e vola così ai quarti di finale in Challenge Cup, l'Europa League del rugby, ma ci racconta tutto Federico Fusetti. Prestigiosa vittoria del Benetton che nella Challenge Cup, l'Europa League del rugby, pur in inferiorità numerica in 13-15 per un cartellino rosso e un giallo, batte i Lions sudafricani per 27-17 e si qualifica per i quarti di finale. Potendo contare sul fattore campo per la sfida secca eliminazione diretta, i leoni trevigiani hanno affrontato gli omonimi Lions di Johannesburg in un Monigo ancora una volta completamente esaurito. I primi a segnare sono i sudafricani al terzo minuto con la timonata da Visaghi. Hendrix trasforma, i biancoverdi però risalgono subito la corrente. Brex inventa un corridoio per la sgroppata di Smith, riciclo per Ratave e ovale che arriva a Thomas Gallo, bravo a rompere un placcaggio e a schiacciare in meta al nono. Umaga non sbaglia e punteggia in parità.
La gara è elettrica, le due squadre si sfidano a viso aperto. Al 27esimo Rhino Smith si inventa una giocata sensazionale. L'estremo da metà campo segna un drop ed è il primo vantaggio trevigiano. Il momento è buono, Treviso segna ancora al 33esimo. Tante fasi sui 5 metri sudafricani. Il Benetton ha spazio al largo, Smith apre a Ratave che segna sulla bandierina sinistra. Nei minuti finali della prima frazione i sudafricani segnano con Hendricks al 37esimo e si va così negli spogliatoi con i Leoni avanti 17-10. Si rientra in campo, l'arbitro al 44esimo espelle Nicotera per una pulizia scorretta. I Leoni restano in 14 contro 15. 2 minuti dopo Hendricks supera la difesa trevigiana e va in meta per il 17 pari. Serie di cambi, il neoentrato Bernasconi guida il drive che va in meta, 24-17 al 51esimo che diventa 27-17 al 63esimo con un piazzato di Albornoz. Altro episodio quando mancano 13 minuti, Fekitoa prende il giallo per un placcaggio alto e il Benetton deve resistere 10 minuti in doppia inferiorità numerica. I Leoni sono eroici, volano ai quarti di finale e attendono la vincente di Pau Connacht, si gioca già sabato prossimo a Monigo. Questa sera non va in onda la consueta rubrica di Lucio Zanato dedicata ai servizi storici, ma restiamo a parlare di storia, in particolare della presentazione a Palazzo Rinaldi del volume che racconta la vicenda di uno degli spazi storici più simbolici della città di Treviso, il secolare ippodromo di Sant'Artemio. La Lunga Galoppata è una storia del tutto trevigiana. Una storia del cavallo, dell'ippica, che ha radici profondissime perché Treviso, fin dalla Serenissima, aveva le sue corse all'interno delle mura. Parte da questa considerazione l'idea dell'autrice di comporre un volume dedicato all'ippica, ma anche ad uno spazio storico di Treviso. Perché non c'è cittadino che almeno una volta non abbia passeggiato tra le tribune e il campo di galoppo o sia salito sugli spalti più alti per seguire le avvincenti corse al trotto. Ma forse pochi sanno che prima del Sant'Artemio c'era Piazza d'Armi, ovvero quello spazio davanti alla caserma Salsa dove alle esercitazioni si alternavano sfide tra ufficiali e rampolli della nobiltà trevigiana. Però quella era anche un'occasione, come l'ippodromo di Treviso ha avuto anche Buffalo Bill, per dire, l'ippodromo di Sant'Artemio, di Santa Maria del Rovere, Buffalo Bill nel 1906, e comunque era un luogo di aggregazione della nobiltà. Ma la gente comunque seguiva queste cose anche da fuori, seguiva i giornali, seguiva i vari eventi, lo seguivano perché naturalmente finito le corse uscivano i nobili con le loro carrozze e si creava una forma di corsa proprio lungo il viale che dall'ippodromo portava alla città. Uno spirito di emulazione che ci fa capire come al tempo la passione per l'ippica fosse la stessa di oggi per il calcio e perché l'altra sera, alla presentazione del volume nel trevigiano Palazzo Rinaldi, l'attenzione fosse tutta per le immagini raccolte dall'autrice in una paziente ricerca che l'ha portata nei grandi archivi come tra i cassetti di tante famiglie trevigiane. Come questa foto di giusto un secolo fa, dove i cognomi dei protagonisti sono Mandruzzato, Dedonà, Ivancic. O ancora questa, dove la protagonista, la contessina Carmen Frova, salta l'ostacolo indossando una lunga gonna, come si usava al tempo quando le donne dovevano cavalcare all'Amazzone. Un libro di storia trevigiana e di trevigiani nel quale ogni lettore non può non riconoscersi. Stasera tantissima gente, anche persone che non conoscevo, persone che non hanno frequentato il circolo, sono stati dei momenti bellissimi che hanno vissuto all'ippodromo di Treviso e quindi volevo ripercorrere stasera una storia che non può essere dimenticata. Non ho altri aggiornamenti da darvi e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio al meteo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Perturbazione atlantica in avvicinamento. Martedì cambierà il tempo, lunedì intanto sarà ancora buono. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto qualche nebbia al mattino in pianura, a seguire cielo sereno. Non è escluso un aumento della nuvolosità nel corso della giornata.
Temperature stazionarie minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 18-24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui prevalenza di sole, come vediamo dalla grafica, salvo locali addensamenti qua e là, ma senza piogge associate. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 17-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con delle nubi alte. Temperature minime sugli 8-12 gradi, massime intorno ai 25. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.